Ben ritrovati amici del futsal dal Pala Cicogna, questa è Kame Treviso, Vino Vitali Petrarca, buonasera da Pietro Mazzara e Mirko Vecchiatto. Un derby importante, un derby che può essere decisivo, caro Mirko, per quanto concerne la corsa alla Final 8. Fischia Colombina, è partito il derby del Veneto. Prova a imbucare Giapa di sponda per Sutton, 1 contro 1, lo aspetta Rafinha, Giapa Vieira, si gira! Prima grande occasione per la Kame Treviso con Giapa Vieira che non trova la porta. Qui la parallela lunga con il destro da parte di Sacon, che aveva premiato questo tentativo di Dai e Vai, si è visto premiato il destro. Feverati si è fatto trovare pronto. Eccolo qui, di guida, 1 contro 1, prova ad andare da Giapa che si gira con la classica giocata. Giapa! Giapa Duarte, Giapa Vieira, scusate, gol numero 10. No. Non l'ha andato? Sembrerebbe di no. Era molto al limite da qui. Qui rivediamo ancora la grande giocata di Giapa che calcia il pallone da questa prospettiva. Da questa prospettiva sembra che abbia varcato completamente. E allora ancora possesso per la Kame, che sta mettendo adesso lì anche palloni alti per cercare di sfruttare il mismatch tra Giapa Vieira e Giampaolo. Sinistro da parte di Donin. Ha cercato Gargantini che vuole un supporto, poi cerca di mettersi in proprio. Ancora Gargantini da Molaro, 1 contro 1, la finta, ha spazio per il sinistro. Pietrangelo in 2 tempi, non perfetto ma efficace. Deve tornare il pallone da Sacon che si mette in proprio, ha saltato il diretto avversario. Sacon! Giampaolo qui ha cambiato lato sinistro con la deviazione da parte di Pietrangelo che si è fatto trovare pronto. È andato direttamente fuori, anche se Pietrangelo era lievemente, aveva scoperto lo specchio. Qui intanto Giapa con il pallone col sinistro, occasione enorme per la Kame. Wolex alza le mani, Sutton vorrebbe il pallone dal compagno brasiliano che ha tentennato un pochino. Ancora Wolex, sinistro, frustata del 7. Prova a partire adesso il Vino Vitali Petrarca con Gargantini che mette il mirino sulla porta. Pietrangelo con la deviazione si dispera. Matteo Gargantini, 2 secondi, rilancio lungo in area di rigore. Feverati con i pugni, suona la sirena, fischia 2 volte Colombin. Finisce così, finisce 0-0 il primo tempo tra Kame Treviso e Vino Vitali Petrarca. Kame che ha avuto le occasioni più grosse all'interno di questo primo tempo. Fischietta in bocca per uno dei nostri internazionali e si parte con i secondi 20 minuti del derby veneto. Per la Kame, giocata corta, sinistro da parte del Gaudio con Feverati, se non ho visto male. Victor Mello, la giocata fuori per Molaro. È volato Pietrangelo a cancellargli quello che sarebbe stato un gol meraviglioso. Fermato ancora il possesso da parte del Petrarca con Pietrangelo in uscita bassa, pallone che resta lì. Che occasione per il Vino Vitali Petrarca, Gargantini quasi incredulo. Attenzione con Luca Ciel in davanti a Pietrangelo. Qui la giocata corta, ancora Feverati a dire di no. Wolex di figura, distinto. Elastico interno esterno, prova la crocchetta Molaro, lo aiuta Rafinha. Occhio alla transizione qui del Vino Vitali Petrarca con Mello che, anzi con Giampaolo che prova a calciare. Rafinha, Pietrangelo che cosa ha preso? Che bravo Pietrangelo, è andato giù a una velocità pazzesca. Wolex provato dalla lunga distanza, ancora il break da parte di Giapa, il pallone resta lì ed eccolo qua il gol che sblocca definitivamente il derby. Mateusz Sacon si è avventato sul secondo palo e a 7:52 passati alla Kame Treviso. Bravo anche Donin a trovarlo in quella posizione di campo. Poi per Sacon diventava un gioco facile metterla sul secondo palo, ma tutto è partito da un'imbucata di Sacon con passaggio sulla laterale e attacco del secondo palo. Feverati non poteva arrivare anche qui. Wolex prende posizione Giapa Vieira, cercato il 12 che prova a premiare l'inserimento di Sacon. Si è spostata la porta
E allora gioco che si deve inevitabilmente interrompere. Cercherà il pallone nel mucchio. Feverati in the box, la sponda aerea di Victor Mello con il pallone che finisce fuori. E allora c'è odore di bandiera a scacchi al Palacicogna. La palla sotto la suola, suona la sirena, fischia 3 volte Colombin, un gol di Matteus Sacon decide il derby veneto tra Camere Treviso e Vinumitali Petrarca, una vittoria importante per la formazione di Silvio Rocia che sale a quota 18 punti e aggancia questo bel trenino composto dallo Sporting Sala-Consilina e dalla Fortitudo Pomezia là a giocarsi un posto verso la Final 8. Da Treviso è tutto, grazie e buona serata.